Anche l'Archivio di Stato oggi organizza in occasione dell'8 marzo un proprio momento con una mostra fotografica. La mostra organizzata in occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è dedicata al lavoro educativo manuale nelle classi femminili, un momento importante per ricordare il valore dell'istruzione femminile, il valore che oggi assume ancora l'istruzione di qualità rispetto alla formazione dei futuri cittadini e soprattutto della consapevolezza di quello che è il ruolo e il futuro della donna. Abbiamo scelto di organizzare questa manifestazione insieme alla FIDAPA proprio per sottolineare ulteriormente quello che è il ruolo dell'istruzione, dal momento che uno degli obiettivi dell'ultimo biennio dell'associazione FIDAPA era proprio quello di sponsorizzare e promuovere l'istruzione di qualità. Quali sono i momenti più belli di questa mostra in mostra? Questa mostra ha un concept particolare perché unisce sia la documentazione storica, sia la fotografia storica e sia la produzione, quindi di oggetti che testimoniano di fatto quello che era il lavoro manuale educativo nelle classi femminili. Anche la FIDAPA partner di questa iniziativa? Sì, la dottoressa Florio, la dirigente dell'Archivio di Stato di Agrigento, ci ha convocate, considerato che la finalità di questo biennio della FIDAPA è quello di sostenere un'istruzione, una formazione di qualità, di coesione sociale e di cittadinanza attiva. E siccome gli scopi della FIDAPA sono quelli di promuovere le donne e di lottare per l'empowerment femminile, contro la discriminazione delle donne, ecco, sin dagli inizi del secolo, quando le ragazze venivano inviate a scuola, venivano inviate esclusivamente per essere poi successivamente adatte a assumere il ruolo di donna e di madre, tant'è che possiamo anche vedere nelle pagelle c'era espressamente scritta la voce lavori donneschi e manuali. Praticamente era questo lo scopo una volta delle donne e noi dobbiamo combattere proprio perché venga raggiunta definitivamente la parità di genere. E abbiamo aderito volentieri a questa proposta che si è rivelata veramente entusiasmante per i ragazzi. Sono stati molto bravi anche sia la dottoressa Florio che gli archivisti che ci hanno accolto e ci hanno illustrato in maniera molto semplice, diretta, chiara. Ci hanno dato tante informazioni, alcune delle quali erano diciamo sconosciute anche a noi, quindi è stato veramente interessante. Hanno avuto modo di visionare, ecco, tutto questo materiale. La mostra è stata allestita veramente molto bene e poi quello che ci ha colpito maggiormente è stato proprio, ecco, l'avere avuto anche la possibilità di confermare anche, no, con questi oggetti, con gli elenchi aperti, con le foto, diciamo una mostra veramente ben corredata, complimenti. La consiglieremo anche ad altre scuole indubbiamente.